in che 27 de Genar è la giornata della memoria, credi che Saint-Tuch, tutti sanno, in tutte le trasmissioni sui giornali giustamente si è sottolineato, si è ricordato che questo è il giorno dedicato appunto alla commemorazione delle vittime dei campi di sterminio nazisti durante la seconda guerra mondiale, data che coincide con la liberazione del campo di Auschwitz, e quindi ci sono stati messaggi, celebrazioni, documentari, film, la televisione, magari potevi anche di Nagot. Diciamo che non dire niente si corre il rischio quasi che sembri che non si voglia mettere in luce, però non voglio fare una cosa per forza, perché non è che si debba fare per forza. Tra l'altro un po' anche ricordare nel silenzio, ecco. Però volendo dire qualcosa appunto in questa giornata appunto che ricorda questa tragedia immane, che si è accompagnata peraltro purtroppo ad altre tragedie del secolo scorso, visto che l'ultimo video lo avevi fatto sulla libertà di stampa, mi è venuto in mente, e visto che l'ultimo video lo fa il 24, che lei era il patron di giornalista, cioè San Francesco di Sales, in cui mi è venuto in mente di riguardare un altro giornalista che considero un po' anche lui un mio patrono, che è stato il padre Tito Brandsma, olandese, carmelitano, morto il 25 luglio 1942 nel campo di Dachau, che in quanto assistente ecclesiastico dei giornali cattolici olandesi aveva ricevuto dai vescovi l'incarico, non fu obbligato, gli venne chiesto, poteva eventualmente rifiutarsi, sapeva che andava incontro a un rischio grandissimo, l'incarico di andare ad avvisare i direttori dei giornali di non sottostare alle veline, alle comunicazioni degli occupanti nazisti. Lui andò e poi venne arrestato perché appunto le autorità di occupazione tedesche giudicarono che lui fosse pericoloso e pagò appunto con la vita questa sua posizione. E quindi fra tutti coloro che, sia ebrei che non ebrei, che tutte le persone che purtroppo hanno perso la vita in diciamo, in questa grande tragedia, così volevo ricordare, anche perché mi sono venute in mente due circostanze. Lui si chiamava all'anagrafe, all'atto di nascita si chiamava Anno di nome, ma prese il nome del padre Tito quando divenne frate carmelitano, e quindi padre Tito Brandsma appunto. E proprio ieri liturgicamente era la festa dei Santi Timoteo e Tito, collaboratori di San Paolo, responsabili vescovi di prime comunità cristiane, e quindi ecco c'è questa coincidenza, così questo nesso, e pensando poi che se è morto il 26 luglio, che tra l'altro è la festa dei Santi Gioacchino ed Anna, i genitori di Maria, quindi i nonni di Gesù, avevamo già ricordato che sono i patroni dei nonni, eccetera, e nel 42 vuol dire che quest'anno appunto c'è un anniversario tondo, dovrebbero essere i 70 anni appunto da questa morte, da questo estremo sacrificio del padre Tito Brandsma. Quindi lascio questa ricorrenza,
questo ricordo, e correggendomi perché se nel 42, ora scusate, sono 80, ho detto 70, vabbè, nella diretta si può anche sbagliare qualcosa, pazienza. Ecco, per chi ci tiene potranno essere ricordati, non so, penso che lo ricorderanno. Tra l'altro una cosa che è abbastanza recente è l'inizio del processo di canonizzazione, perché il padre Tito Brasma è beato, è stato riconosciuto beato in quanto martire, perché è morto appunto per ragioni legate alla fede, però potrebbe essere canonizzato, e questo appunto è stato deciso qualche mese fa, e anche questa è una cosa importante da segnalare e si collega a quello che dicevo. Quindi un momento certamente di riflessione che ricorda cose tristi, ma che, come tanti hanno detto, tante autorità, tante personalità hanno detto in questi giorni, ovviamente deve, e come diciamo ai ragazzi, deve far sì che, ricordando quello che è accaduto nella storia, alcune cose così brutte non si ripetano più. Dobbiamo fare in modo che non si ripetano più, invece cerchiamo di ripetere cose belle, di ripetere cose positive, di ripetere esempi che possano dare fiducia e speranza al futuro, soprattutto dei giovani. Spero di essere stato pesante, però ecco, ho fatto questa scelta. Mi pareva interessante la figura di sto fra, sto prete, sto giornalista che, come ho detto, mi piace, l'avevo studiato già un po' di anni fa, è interessante. Vi saluto tutti. Ciao ciao!